The hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to run away. The story's the end, all a piece of true fiction. They mean endless in the face of creation. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Who'd you say you lived a jaded life? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Fighting the nightmares, congenerates which a gift or a curse. A reality made of peace. He could write any story like Tom's in before him, and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway.
must not surrender to. Echo seems to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. E eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera Pierluigi, un enorme piacere vederti qui, anche perché ci servirà l'aiuto di tutti questa sera. Vedo un bel po' di persone collegate, mi fa enormemente piacere. Avevo preparato un piano B perché sapevo che non sarebbe filato tutto liscio. Gianmarco ha avuto un leggerissimo contrattempo e farò un attimino più tardi, quindi inizieremo tra qualche minuto. Nel frattempo, ecco, Pierluigi e anche le altre persone collegate da TikTok e gli altri canali. Allora, qualcuno ha per Re Fantazio fermo ancora perché non è uscita la patch. Ho contattato di nuovo il servizio Sega e mi ha detto: sì, sanno del problema e stanno cercando di capire la motivazione di questo problema. Quando io nell'email precedente gli ho scritto: guarda, di agli sviluppatori, riattiva gli scheletri nel mausoleo e finisce là. Quindi si attende un pochettino che si risolve quella quest, perché io non vado assolutamente avanti con una quest fallita non a causa mia. Allora, ho preparato un piccolo riassunto del primo Amanda, giusto così per farci un'infarinatura su quello che andremo a fare oggi. Pierluigi, le altre persone, voi avete mai visto, giocato e o conoscete la trama del primo Amanda? Ti ho preparato un piccolo riassuntino veloce veloce così da avere la giusta infarinatura prima di partire. Allora, io non lo conosco, mi piacerebbe il riassuntino. Allora, tutto parte da noi protagonista che andiamo a casa di nostra zia perché è misteriosamente scomparsa. Da lì ci ritroviamo in soffitta e troviamo delle videocassette. In queste videocassette è presente uno spettacolo per bambini, un piccolo show per ragazzi, chiamato appunto Amanda l'avventuriera. Il problema qual è? Che queste cassette sembrano nascondere qualcosina di strano. Amanda in alcune scene sembra letteralmente come se volesse uscire fuori dallo schermo. Ci sono glitch, bug, iniziano a cambiare alcune cose nel luogo dove ci troviamo e le cassette iniziano a diventare sempre più oscure. Risolvendo alcuni enigmi e facendo delle cose in un determinato ordine, si sbloccano alcune cassette segrete, dove da lì si riesce un attimino a capire un pochino della storia. In sintesi, tutto nasce dal padre di Rebecca, Sam, che aveva creato questo spettacolo per i ragazzi. Questo spettacolo aveva poi preso successo ed era stato contattato dalla Amein, una società che è presente anche nel gioco per alcuni giocattoli e per alcuni oggetti che troviamo in giro per la soffitta.
Nelle cassette segrete si trovano dettagli alquanto importanti. Ah, ok, ok, aspetto per Luigi. Aspetta un attimo. Non ti preoccupare. Perché sta arrivando anche Gianmarco, ha parcheggiato in questo esatto momento. Così faccio un riassunto unico. Avvisami appena è finita la pubblicità. Naturalmente, se qualcuno ha qualche domanda in particolare da fare, se conosce qualcosa o se io mi sto sbagliando e correggetemi tranquillamente. Allora, in queste cassette scopriamo alcune cose molto interessanti. La prima che la Amelin trattava Rebecca in un modo un po' particolare. In una cassetta addirittura si vedeva che la tenevano nascosta dietro una porta e sembrava come se stesse evocando qualche entità. Ripeteva delle frasi all'infinito, quasi come se fosse una cantilena. Da lì a poco sono successe varie cose. La prima è che il padre Sam è completamente sparito. La Amelin ha preso il controllo di Rebecca e da lì poi è finita sempre peggio. Lo spettacolo è iniziato ha iniziato ad avere sempre più successo. Però contemporaneamente tutti i bambini che osservavano questo spettacolo iniziavano col tempo a rimanere come stregati dalla TV. Ci sono video di bambini che erano presenti davanti alla TV, belli, tranquilli e sereni, il tempo che i genitori si sono girati e i bambini sono misteriosamente scomparsi. Ora il punto qual è? Noi nel primo abbiamo trovato questi indizi, abbiamo iniziato a capire un pochino la situazione, salvo poi essere attaccati da un demone che non era tanto allegro di vederci. Insieme ad Amanda c'è un piccolo batuffolo di cotone chiamato Wally, una piccola pecorella, che nel primo viene letteralmente assalito, umiliato, ferito, ucciso, sembrerebbe da Amanda, e nei trailer del secondo non ve n'è traccia. Quindi adesso carichiamo il secondo. Non so se è la stessa ambientazione che c'era nella demo, la libreria. Mo' adesso scopriamo tutto. La trama è tanto semplice quanto... Sì. Poi Pierluigi, capirai adesso perché ci serve il tuo aiuto. Che il gameplay di Amanda è molto particolare. Noi avremo, penso che sia come il primo, avremo delle cassette da vedere e dobbiamo un attimo capire come far andare avanti la storia e in che modi. Allora, eccola qua. Cuffietta per piacere. Bimba allegra. Ecco qua. Già se guardiamo l'intro, vediamo se c'è qualche indizio. C'era un occhio in alto a destra. Buonasera comunque, salve. Allora, c'è qualcosa all'inizio? Sì, cose brutte. Cose brutte. La situazione è sempre più calda. Allora, c'era un codice. È apparso un codice a schermo. Ok. Dopo vedo di estrapolarmelo. Allora. Ok, questa è la fine del primo. You're Riley, aren't you? Kate and I were really close. She talked about you so much. Tu chi cazzo? She was really proud of you. Mm. I guess you've seen some of what she was working on. Come on. We should get out of here. I know a place you can rest a while and... Ok, già inizia. Ok, addirittura. Hey, hope you got a little sleep. You know, I was thinking we should head over to the library. You can tell me what happened on the way. Oh God, that's terrifying. I really hope we find some answers in Kate's office.
Kate è la zia di Rebecca. Stava indagando anche lei sulla scomparsa di sua nipote. Quello che dovrebbe essere morta, ma credo che sia la figura mascherata. Let's see if your aunt's key ring delivers. Io se sono in macchina con un in maschera, appena si ferma corro via stile Pietro Mene. Ma assolutamente. Dopo che hai affrontato un demone in soffitta, tappare una persona mascherata. Aspetta un momento. Allora, Listen. There's something out there. It's drawn to the tapes and it's very, very dangerous. Please be careful. I know this is going to sound super paranoid, but after everything that's happened, we need to be careful. We can connect on an encrypted channel with these. You go see what you can find in Kate's office. I'll keep watch outside. I'll call you on the two-way if anything comes up. no, e credo che l'entità con una K15 non si fa niente. Molto cattiva l'entità. Allora, Ma tu te ne eccoci accorgi? qua. Siamo nella libreria. Allora, per Luigi, video, audio, mi dai solo una conferma che si vede e si sente tutto regolarmente? Ecco Wally. C'è un peluche di Wally. Ok. Sì. Allora, iniziamo ad esplorare un pochino. Allora, nella demo c'era questa cosa dei libri con un codice. Ok, ci dice... Ehi Margaret, ho trovato una strana cassetta. Buonasera Christian. Buonasera, Cristian Bello. Che cazzate hai Ma fatto? roba Christian, che cosa ti sei andato a vedere, Christian? Christian, che cosa ti sei andato a vedere? Salve. Salve, Chester. Salve. Allora, che cazzata hai fatto? Allora, nel frattempo traduco un attimo sta lettera. Ho trovato una strana cassetta in un libro che ci è stato riconsegnato. Non ho guardato io stesso, ma spero potrai darci un'occhiata quando potrai. E nell'armadietto, ti ricordi il codice, giusto? Avresti anche bisogno di dare un'occhiata ad alcuni dei libri. Mi dicono che alcuni sono stati un attimino manomessi. Ti giuro che è il quinto questa settimana. Li ho messi da parte, ma credo che il nuovo ragazzo li abbia rimessi di nuovo a posto in libreria senza dargli un'occhiata. Mi rompe chiederti questa cortesia, però puoi dare uno sguardo nella libreria e vedere se riesci a trovarli? Dovrebbe esserci un elenco di questi libri nel database della libreria, quindi usalo pure per aiutarti a trovarli. Non fare tardi e buonanotte. Sofì. Praticamente volevo scaricare un secondo sistema operativo, ma per errore ho eliminato il primo e ora mi tocca reinstallare il primo. No, hai eliminato proprio la partizione. No, Cri. No, c'è anche Sir. Ma tu, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, ragazzi, attiviamo tutti i cervelli e cerchiamo di non farci volume al massimo. Mi sento meglio in una K15. Poi per caso tipo qualcuno veramente. Ciao. Allora, scannerizzo un libro per vedere la sua descrizione. Allora, questo pezzo è come la demo, quindi noi dobbiamo iniziare a trovare sti libri. Sì. Allora, che bello che non è la demo, ma è il gioco completo. Assolutamente sì. Allora. Provata a inizio estate o sbaglio? Sì, la provammo prima che partì. Siamo a ottobre. Fine. Ecco, questo è un altro. Qui abbiamo un... Vabbè, noi maggiore, iniziamoli a mettere qua. Sì. No, vabbè, è un inglese semplice, ci basta capire. Non ti preoccupare. Questo ne è un altro. Ok. La quarta cifra è un 3. Diciamo che quella lettera ci ha dato l'obiettivo. Sì. Bene, benissimo. Come... Molto bene. No, a posto. No, a posto. Ok. Allora, dobbiamo trovare il codice per aprire. Ho qui
Ha detto è chiuso Fammi nell'armadietto. leggere un attimo sotto alla... I am people... Sono Ah, la ok, mascotte. perfetto. Perfetto, Esatto. perfetto, ok. E questa è la Amelin, la società di cui vi dicevo prima. Loro hanno, o almeno sembra da quello che abbiamo visto nel primo, sequestrato Rebecca, mettiamola così. È presente il muro con qualche crepa a causa di Alan Wake? Bene, ora è ridotto in polvere per quanto sono incazzato. No! No, Christian, se ti serve una mano, un aiuto pure domani, contattami, non ci sono problemi. Se non hai cancellato la partizione 0 ci potrebbe essere qualche possibilità di recupero veloce, eh. Però a sto punto se l'hai cancellato fatti una bella pulizia. Murato. Muratore, anche. Allora, eccola qua la bambina. C'è una X. Allora, dobbiamo trovare altri libri. No, il problema è che ha cancellato proprio il sistema operativo, sir. Quindi non ha proprio punti di ripristino. Come si fa a far rimanere un computer? Sai quante volte l'ho fatto pure io, eh? Cosa succede? Cioè, cosa vedi a schermo? Cioè, come succede? Vedi una bella schermata nera del BIOS che ti dice non c'è il sistema operativo, non puoi fare niente. E come fai a scaricarlo dopo? Sì, si può risolvere. DS0. Elevato alla 0? 0? Allora, la cassetta è qui dentro. Questo è lo stesso enigma Sì. che c'era nella demo. Allora, è un codice di 4 numeri. Però ci diceva se scannerizziamo i libri. No, sir, voleva installarne un secondo e il fatto è che non ci è riuscito e ha cancellato anche il primo a quel punto. Ok, libro danneggiato. Cioè, capi, sei un casino, sir. Andiamo qua. Allora, chi ha preso questi libri? Comunque l'ultimo codice è un 3. Sì, l'ultima cifra. Ma la signorina si Sono sta... super tette, tra l'altro, e quello è un verme. Ok, va bene. Allora. Carson Emerson, Harry O'Hare, Kiri Poco, Frank Peabody. DS0. C'è qualcuno con le iniziali DS? Allora, se andiamo indietro, non ricordo come lo risolvemmo l'altra non volta. ricordo. Vabbè, ci arriviamo lo stesso. L'altra volta riuscimmo a completare la demo, quindi. Fate da lì che Ah, ok, è riuscita ad installare comunque il secondo. No, il punto di ripristino del primo sistema operativo credo che sia a fanculo in questo momento. L'importante è che ci sei, Christian. NA5. GP. È il numero legato a JP. Allora, questo Chi è libro Peabody, qua, forse? allora, questo libro qua è stato preso da Jonathan Pratt. E sarà lui. Quindi, se noi... Va bene. Andiamo a vedere Jonathan Pratt. Come lo troviamo? Un numero. Ah, ce l'abbiamo fatta l'altra volta. Scusami. Questo libro quando l'hai preso? Questo è Greg the Grape. The Rising 2. Curse. Ok. 12, L'hai 18. preso il 12-18. Calcolando che nel libro c'è il primo. Quindi da GP qua dobbiamo capire qual è il primo numero. E sarà un 2. Visto che il libro è andato. Questo è NA5. MA5. Vediamo. Michael Arcadi. Ok. Allora, qui sappiamo che l'ultimo codice è 3. Ha detto Pierluigi maggio è 5. Maggio è il quinto mese. Allora, o in base a quando hanno preso il libro. Allora, però intanto comunque già credo che il codice di questo sia un 3. L'ultimo numero è un 3.
Aspetta un attimo. E c'è un 3. Forse è la data di quando è stato preso? Ma il problema è che se so doppia cifra, come facciamo? E mo cerchiamo un attimo di capire. Allora, qua innanzitutto... Se il giro è questo, sì. O 3 qua o 3 sopra. Ok, proviamo così. Quindi tu sei un 3 e sei qua tutto a posto. 4 libri penso che ci servivano e li abbiamo trovati. Quindi se noi andiamo qui e ci dice che è un 5 e tu sei collegato a Michael Arcadi, anche perché gli altri non hanno... Allora, è stato preso il 24/15. Anche se qui ci dà un numero. Nel quarto libro che ci dà invece? No, allora, Solo aspetta. JP. Suca. Qui ci dà un 5. Qua ci dà un 5. Qui ci dà uno 0 Qua ci dà uno 0. e un 3. DS0. Questo libro qua è danneggiato, quindi non riusciamo ad avere informazioni al riguardo. Quindi un numero dovrebbe essere 0. Dobbiamo capire GP a cosa si riferisce. E il 5. Quindi abbiamo un 3, un 5, un 0 e dobbiamo capire questo qua a cosa corrisponde. Forse 1, perché il primo della lista Mm. 503. È un altro che dobbiamo trovare. Mo' il collegamento è con Jonathan Pratt qua. Quindi se noi vediamo, l'ha preso il 12 maggio del 18. Senti, a me mi viene da pensare che è il 2. Il titolo del Ma libro. in che senso Cristian 1 al contrario? Che vuoi dire? No, però 1 come numero, così. 1 al contrario. Che la J è un 1 al contrario, non so. Guarda l'ultimo libro. Quale? Questo? Aspetta, quello con la J. Aspetta. Nope. Mi sembra che è questo qua. Ok. No, non è una J. No, Ozzy, in JP. realtà c'ha ragione. Guarda la testa sotto. È un È 1. un 1. Cristiano potrebbe aver ragione. Che la J Allora. si fa così, non si fa così. Cristiano potrebbe averci azzeccato così. 1A. Allora, Proviamo. visto che è il primo, quindi o che sia sopra o che sia sotto, abbiamo comunque un numero da mettere. Quindi mettiamo gli altri 5, 0 e 3. Fai 1, 5, 0, 3. Allora, aspetta. Proviamo prima questa qua. 1. Facciamo 5, capì? 0, 3. No, prova 1, 0, 1, 0, 5, 3. No, prova il 3 e l'1 invertiti. No. Switch al 0, 0 col 5. Non è che devi premere poi a fianco, tipo. No, penso che si sblocchi in automatico. Allora, Ok. il dubbio io ce l'ho sull'1. Allora, facciamo così qua. Ok. Proviamo le varie combinazioni a sto punto. Allora, mo se per caso io mi dovessi mai ritrovare in una situazione con demoni e cose varie e c'è questa possibilità, io la sfrutto, eh. Allora, non c'è qualcosa che non quadra, perché abbiamo provato tutte le combinazioni possibili. Il 3 è giusto. Il 3, questo è per forza corretto. Scusami,
questo 3 qua. Mm. Mi fai vedere il libro come si chiama un attimo? Allora, questo è Grow Attached. Chi è che l'ha preso di quelli nella lista? L'ha preso lui e Che è c'è il un 3 qua. Poi Grow E Attached c'è un 18, 1806. 29 e Ok. 25. Allora, C'è secondo che me numero singolo ha? Ragioniamo come andiamo a se- sciare in inglese? Sì. Vedi un po'. Questo qua è 3 sicuro lui. Sì. Io sto iniziando a pensare che forse dobbiamo capire qua. DS0. DS0 e il libro è danneggiato. Mm. Questo mettiamo caso che sia 0. Ok, continuiamo a ipotizzarlo come 0 per ora. Quindi mettiamolo tra i certi questi Dai, qua. per il momento. A Forse sto punto. abbiamo già provato tutti i giri, Christian, con i numeri. MA5. Allora, vedi E tu se ti c'ha- riferisci a Michael Arcadi. Ok, vediamo se nelle date Michael c'ha solo una data. Lo 0 è un jolly, guarda gli altri. Aspetta, mi ricordo una cosa. Ok. Ragazzi, buttate idee che insieme ce la faremo. Allora, sì. Questo è un Vedi ananas. MA, apri MA. Ok. Fammi vedere tutti i libri. Ah, no, sono solo questi qua. 24, Questo però, per 15. esempio, 5 singolo non ce l'ha da nessuna parte. Però c'ha un 5 qua. Però è randomico, così come facciamo a capire? I nomi delle persone. Sì, dai nomi riusciamo un attimino a capire qua. Il punto è il collegamento con i codici. Sono quelli della sequenza. Allora, aspetta, ma ripasso tutti i libri uno ad uno. Allora, rivediamo tutti gli indizi che abbiamo. Allora, DS0, se lo andiamo a esaminare, ci dà libro danneggiato. Quindi qua non possiamo vedere altre informazioni. E ti mettiamo qua. Poi abbiamo questo, che c'è un 3. Se lo andiamo a scannerizzare, abbiamo questi nomi qua. O dobbiamo trovare il nome in comune. Che effettivamente è una cosa che non abbiamo visto. Sofia, Margaret, non c'è il nome del ragazzo, ok. Che questo è sicuramente un 3. L'elenco delle persone cambia in base al libro che scannerizzo. In questo caso, questo libro qui ci dà queste persone qua. L'hanno l'hanno preso lasciato. loro. Allora, vediamo se c'è qualche nome simile. Michael Arcadi, no, non ci sono neanche nomi simili. Frank Peabody. Che è Francesco? Francesco, ma non ti lamentare. Alan Wake dopo. Non si può Alan farlo, Wake perché- dopo. Cioè, pure Christian e Christian non si merita di ricevere questi spoiler. Comunque si dice buonasera, coglione. Ok, ho preso una pagina non so di cosa. Va bene, non penso che ci sia qualche altro libro. Io dico quel cazzo, ma come sei nervoso? No, Banna. stasera non banno, stasera non Banna. banno, stasera non banno. Sir, banna questo utente. Non bannate nessuno. Fermi tutti. Non è che ti posso buttare qua dentro a te. No, eh. Allora, GP. Senti, l'abbiamo risolto l'altra volta, perché non ci riusciamo di nuovo? Tu questo l'hai preso il 12-18. Allora, aspetta. Due, tre. Oh, ragazzi. Sì, sì, prego. Se non ci viene in mente nient'altro, Tu non devi cambiare questi qua, così. che 0 e quali devo 5 cambiare? restano.
No, per sicurezza mi provo tutte le combinazioni, che c'è qualcosa in quei numeri là, non sono i numeri che ci servono. È l'indizio per capire il numero. Vuoi provare tutte le Sì, combinazioni? già stiamo a 35. Il primo mi verrebbe da pensare che 2 perché relativo a quell'utente lì l'unico numero che c'è è quel 2 lì. Non ricordo neanche che ragionamento facemmo l'altra volta. Mm. Cazzi, 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 2309 e va. Allora, io mo finisco di provare tutti i numeri, poi veramente metto il numero che ha detto Francesco, eh. No. Allora, proviamo 2309. No, Francesco. Francesco, hai toppato. Buonasera. Oh, Alan, buonasera. No, allora. No, vabbè, Allora. non ho capito. Invece di fare il trasgressivo, attiva il cervello e dacci una mano a risolvere l'enigma. No, no, ti giuro, l'ho messo 2309, almeno che non è al contrario, Vai. ma penso che l'ordine sia così. Lo hanno cambiato se non sbaglio. Vabbè. Io lo odio. Profondamente. Lo hanno cambiato se non sbaglio. Quindi tu il primo l'hai giocato? No. No, ragazzi. Allora. Ah no, ma di certo non andate a vedere soluzioni altro, eh. Perché era dedicato al mio compleanno, poi con l'ultima patch lo hanno tolto. Ah, frega un cazzo. Allora. C'è qualcosa che ci sta sfuggendo. Noi abbiamo un 3. Noi abbiamo un 3. Quindi il 3 qua ci va. Teoria. In teoria dovrebbe essere un 3. Poi ci abbiamo. D esce 0. Dark Souls 0. Aspetta un attimo. GP e non c'è un numero. Che questo serve a farti capire i numeri, li prendi da qua. Aspetta un attimo. Il numero di persone che hanno preso il libro. Quindi ho detto fammi vedere questo Ma libro questi qua sono con... quattro. Però l'idea mi era venuta. Ah, Anche perché di questo non abbiamo il nome. Quindi come può essere un 3? è 3 perché di Carson Emerson. Aspetta, aspetta. Pure io l'ho dato per scontato subito, visto che c'era il 3. Ma non c'è il nome, quindi potrebbe essere anche qualcosa collegato. 97 2511 e l'unica cosa sarebbe qua relativo alla data. Il 3 è in 23. Mm. Noi giustamente sul libro non possiamo premere e avere ulteriori informazioni. Qua non ci dà altri indizi. Allora, innanzitutto vediamo un attimo se c'è qualche altro libro da qualche altra parte. Non vorrei che ci manca qualche indizio di base. Ecco, appunto. Questo però non c'ha niente dentro. E noi lo scannerizziamo. No, diciamo che i 4... E allora... Per piacere. Marco, io sento cose molto brutte. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Per accendere il PC, lo sai? Mi sa. Qua.
Questo non c'era nella demo. Mi pare che no. Ah, no. Va ok, bene, quindi va no. bene. Oh, sì, ma Ok. questi non c'hanno i numeri. Ok, abbiamo già trovato quelli che ci servono allora. Su 4 numeri abbiamo 4 codici, dobbiamo capire il senso. Allora, sir, certamente abbiamo questo qui DS0. Poi abbiamo era il mio PC. Ah, per questo non va Allora, bene. bannalo. No, dai, lascialo sta allegro stasera, è felice, Bannalo. lascialo stare. Quest'altro ha M, che credo sia una M quella sulla sinistra, quindi MA5. Poi abbiamo tu, ecco, neanche nella monnezza, vai. Questo qui con GP. E poi c'è questo qua con un 3. Questo è l'indizio certo. Quindi, anche andandolo a scannerizzare, dovremmo credere che l'ultimo numero della sequenza sia 3. Bannastro. Lascialo, quello lo fa Francesco, mi apposta. vuoi sfidare? No, non vi Mi stai sfidate. sfidando? Non vi sfidate. Non ci metto niente, Francesco. Allora, i 4 libri che ci servono sono questi qua, che sono i libri manomessi. Quindi il codice è in questi 4 libri. Abbiamo un 3 alla fine. Anzi, facciamo così, mettiamoli in ordine. Questo che non sappiamo dove cazzo va. Questo non sappiamo in che ordine va. E abbiamo GP che dovrebbe essere il primo. Quindi la sequenza dovrebbe essere questa. GP, questi due da capire qual è effettivamente il numero, e il 3 alla fine. La mia non è una sfida, è un insulto, coglione. Beh, io... Hai provato le varie comunicazioni? In che senso le varie comunicazioni, sir? Comunque, Francesco, mi scopo comunque tua madre, a prescindere da tutto. Questa è una Allora, coglione. GP. Ah, combinazioni voleva dire. Le ho provate prima con i Sì. numeri che Prova abbiamo. un'altra cosa. Vai. Jonathan Pratt. Ok. È una cazzata magari. Prova 5, 0 e 3 con i numeri di prima, ma Ok. cambia i numeri. L'uno l'abbiamo già provato, se non mi sbaglio. Sì. Prova col 2 e con l'8. Lui ha 4 numeri visibili. Allora, Così. quindi a questo punto il primo lo lasciamo vuoto. Sì. Sappiamo che l'ultimo è un 3. Là è la prima lettera dell'alfabeto, che lo 0 sia il primo numero, però le lettere le parti a contare comunque da 1, Cri. Non penso parti da 0. Cioè noi da GP, che penso che riusciamo a capire sia Jonathan Pratt, dobbiamo capire qual è il primo numero. Se ne capiamo uno, capiamo pure come trovare gli altri. Lo so. Originale c'è da tenere in conto. Francesco, torna a lavorare una volta tanto in vita tua. Dai. Dai. In Aspetta un informatica si parte da attimo. 0, sono d'accordo. Però tu stai contando le lettere dall'alfabeto e se le devi contare non dici A è la lettera numero 0. E tu sei Capi che dico? Michael. Quanti libri hai preso? Ah, 3. sei al lavoro? Godo. Godo. Il numero dei libri che ha preso quella persona? Ehm... Perché noi abbiamo un 3, non ci fa vedere chi effettivamente l'ha preso, quindi non possiamo fare un confronto. facciamo compagnia. Bravo, sir, va, fagli compagnia tua, sto deficiente. Quindi un 3, il primo numero è un altro 3, Potrebbe anche essere. quindi 3, 3. No, 3, 0, 5, 3. Aspetta, li sto rivedendo uno per uno. Allora, questo è DS0 Diciamo che è 0. e da qui non possiamo capire niente. Anche io godo quando mi arriva il frigo dello stipendio. Oi, Gabri! Ciao bello. Io rimango delle... Ma guarda, lo sto pensando pure io. Io non ricordo come cazzo facemmo l'altra volta a risolverlo. Ma DS0. E non ti posso controllare. Quindi uno dei numeri per forza è 0? eh,
E comunque, Quindi Francesco, 3, anche se 0. tu godi per il triplo dello stipendio, ti servirà poco quando finirai come il professor Charles Xavier. Allora, E non intendo coi superpoteri. 5. Diciamo tregua, faccio tregua con tua madre, faccio tregua. Basta così. Allora. Fanni arrabbiare. Mm. No, non c'è un fazzoletto da sventolare per fare la bandiera bianca. Perché tu sei 3 per la data. Nato o sulla sedia a rotelle, decidi tu. Hai preso 2 libri soltanto. Prova- Come fa a essere un 3? dice Alan, prova uno come terzo numero. Però... no, perché a segno di invalidità... Cioè, vedi tu quello come sta ragionando, io non ce la faccio. Tu sei un malandrino, sei. Ma non può essere uno. Quelli perché 5 e 0 devono andare per forza negli spazi centrali. Allora, aspetta. Quello è il problema, raga. Noi sappiamo che questo è 3. E sappiamo che questo qua ci dà l'indizio che è qualcosa che riguarda le persone che troviamo sul monitor. Se noi esaminiamo qua, l'unica cosa che c'è di 3 è la data, 3 agosto. Sì. Quello con la GP guarda chi l'ha preso in prestito. Allora, io credo che l'indizio sia proprio quello, Cri. GP lo scannerizziamo e ci esce Jonathan Pratt. Quindi il primo numero e di conseguenza pure gli altri, il modo per capire il numero sia da chi ha preso il libro. Se prendiamo l'altro in esame ed è un 3 e il 3 è presente solo nella data. Apre il suo nome, dice Cristiano. Ok, allora, questo lo mettiamo qua. Questi qua togliamoli un attimo da mezzo, esaminiamone uno soltanto. Secondo te, Allora, lo mettiamo Francesco, qua. come fa a sapere di JP Morgan Chase, la banca che fallì nella crisi Capita. del mercato immobiliare del Capita. 2008? Ecco qua, questi sono i libri che ha preso lui. L'unico numero ad una cifra è il 2. Perciò ne ha presi 3, quindi dovrebbe essere 3. Però se andiamo a controllare l'altro libro con il 3, che è il codice sicuro che noi abbiamo, c'è qualcuno che ha preso 3 libri? Vediamo. 4? 5, 4. No, È il primo. ne ha presi 2. 2. Quindi Niente. no. Perché il mio film preferito è The Big Short. Ok. Non è che devi mettere... Dice Alan, non è che devi mettere il numero del mese che ha preso il libro? Ma quante... Ah, attenzione! Attenzione, Francesco flexa! Ma quanti numeri sono la combinazione che ve lo risolvo Sono subito? quattro, Sono 4 numeri. Di cui l'ultimo Il numero numero è del 3. mese. Ma allora, se noi riandiamo a vedere GP, l'ha preso a maggio, quindi il 5. Hanno ragione, effettivamente. Potrebbe essere solo semplicemente il mese. Però questo qui è preso ad agosto. Quindi come non è fa a tre. essere 3? C'è qualche dettaglio che ci sta sfuggendo. E forse il codice equivale al numero di libri che la persona ha preso. Già ci ho pensato prima, la cosa che dicevo a Gianmarco. Se noi diamo questo come dato, noi dovremmo trovarci, scannerizzando questo qua, una persona che ha preso 3 libri. Lui ne ha presi 2. Harry ne ha presi 4. Kiri ne ha presi 5. Frank ne ha presi 4. Infatti il 3 vuole indirizzarti alla persona attraverso il mese. No, più che altro qua è agosto 3 2000, quindi sarebbe il giorno, però i giorni degli altri sono a 2 cifre. O dobbiamo sommare le due?
Lo so, ma lo so, Aspetta un però- attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Fermi, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Tu sei GP? 12, 2, 1, 2, 1, 3. Tre e 0. Aspetta un attimo, fammi fare sto tentativo. Aspetta, allora. Se noi vediamo GP 2 più 1, 3. 3, 1, 4, 8 e 4, 12. 12, 2 più 1, 3. Quindi il primo dovrebbe essere obbligatoriamente 3. Fammi fare la somma di tutti i numeri. Quindi sono 2, 3. Te non so dove metterti. E tu sei MA5. E sei Michael. Mm. Vedi, ha scritto anche su. Aspetta, teniamoli i numeri dei mesi. 3, 5, 8 e 3. Perché non martedì? Mm. Se ci pensi avevano uno con il nome, uno con il mese. Quindi in questo caso This is a Pineapple sarebbe 2. Però Sei perché 3, c'è il 5, 8, 5? dice Cristian. 6, 3, Cristian, 5, 8, Francesco. dice Francesco. Però Francesco, il 3 doveva essere l'ultimo Aspetta, aspetta, aspetta. numero. Posso 6, 3. bannarlo, vero? No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. 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 Ragazzi, pure se ci mettiamo settimane, non andate a cercare le soluzioni, eh? No. Al contrario. Allora, 6, 3, 3, 5, 5. 8. No, Francesco, No. bel tentativo. Francesco, hai toppato. Allora, dobbiamo capire il senso logico di questo. Lo so. Mm. Il bello è che noi l'abbiamo trovato l'altra volta. Questa è la cosa Ma se non comica. mi sbaglio l'ho risolti proprio io sta stronzata. Sì. A caso, come sempre, intuizioni random. Ma stavolta l'ho No, ti persa. venne una stronzata. Dicessi una mezza cosa e Eh. lavorando su quello trovammo la Ma soluzione. che cazzo ha detto già Mox del passato? 11 più 94 fa 105. Il punto è che noi da quello che vediamo nel computer dobbiamo arrivare ad avere una singola cifra. Questo è 3. Oppure questo non è un 3, ma in realtà dobbiamo capire un attimo il perché. Ah, ok, Cristiano sta reinstallando il sistema. Vai, vai, Cri, tanto noi rimarremo qui ancora per un bel po'. Questo facciamo. Però se vedi c'è una voce di Jonathan Pratt diversa. Allora, con quale libro? Quella là GP. Quindi questo qua. Potrebbe essere che c'è un altro JP, o Z, oltre a Jonathan Pratt, negli E altri perché libri. dovrebbe darci l'indizio qui? Controlliamo. Così. FP, CP, HH. Aspetta, però Jonathan Pratt c'è anche qui. Sì, sì, ma perché hanno, come si dice, hanno ordinato anche altri libri. Se vedi nella cosa di Jonathan Pratt, ti dice che ne ha presi anche altri. E noi ce li abbiamo tutti e due. Di Lisa Pineapple e Greg di Grape. Mm. Ah, è arrivato anche Tizio. Tizione, buonasera. Dobbiamo dirlo. Ti auguri. Tanti auguri al Ragazzi, è fate oggi. tutti. Sì, è oggi, oggi. è il compleanno di Tizio. Tizio, auguri. Voglio vedere la chat piena di auguri per Tizio. Auguri super Che non è un tizio qualunque, ma è un No, tizio di Tizio sì tanta qualunque. importanza. Noi abbiamo il Tiziano. Tizione, auguri per i tuoi 18 anni. Auguri bello fresco.
Ok, lui ne ha presi 2. Tanta bagia... Prova a vedere il libro con 3 finale se c'è il mese di marzo. Allora, quello col 3 non è questo, non è questo. È questo qua. C'è il mese di marzo? Ottobre e agosto. Venditi tutti per sicurezza agli utenti. Che qualcuno avrà dato qualcosa a marzo. Giugno, maggio, dicembre, agosto. Dicembre, giugno, agosto, settembre, dicembre. Ottobre, giugno, maggio, 31. Non ho capito perché i mesi sono in italiano ma tutto il resto è in inglese. Allora 50-13, 100%. 50-13. Aspetta. $50. Bravo Francesco. Ok, Bravo. ce lo spieghi? Ci fai capire? Facci capire il ragionamento. Quindi comunque si doveva uscire. E allora JP Si doveva uscire da là, non ti dava il codice in automatico. Quindi può darsi pure che l'abbiamo messa forse all'inizio. avevamo anche messo. Banali. No, 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 no. Oggi sono salito a livello 27. Ma Tizio, non puoi avere 27 No, anni. Tizio. Non è possibile. Tizio, tu hai 18 Tizio. anni. Come fai ad avere 27 anni, Tizio? Il Dai, problema è che sì. pure quando ho provato prima bisognava uscire e si sbloccava. Io credevo si sbloccasse in automatico. Anche io. Va bene. Quindi ringraziamo tutti Francesco, ma in realtà noi ci siamo riusciti perché è arrivato Tizio perché è il suo compleanno. Esatto. Cioè di Francesco. No. Sarà andato a vedere la soluzione in giro, eccetera, eccetera. No. Allora, c'è una bella cassetta. Andiamo a... Organizziamo un viaggio. Allora, questa è la seconda parte del gioco. Allora, noi mettiamo la cassetta e poi inizia la merda. Allora, Wally non c'è. Ragazzi, non c'è più. Wally l'ha fatto fuori. Il nome... Hi, friends. I'm Amanda. Ne ho Have you 27 ever anni, wanted to sto go 18. far, far away? Well, we can. Questo è quello della demo. Mm. Ok, mo da qui dobbiamo sbloccare qualcosa. Destinations we can. With my magic train. Nel nome c'è scritto 3 per forza ultimo, 5 accanto a DS e sappiamo che DS l'ha preso dopo GP. Giustamente le date in cui li hanno presi. Amanda, cosa mi hai chiesto? Non ho capito. Amanda? Amanda? Puzzi. That sounds like fun. Andiamo a Puzzi. I love to daydream about all the places Quindi poi dobbiamo trovare le parole da mettere, che in base alle parole si può sbloccare qualcosa. Let's plan a trip. I've made pictures of all the places I want to go. Allora, ragazzi, dove vogliamo andare? But wow, it's so dark in here. Should I open the curtain or turn on the lamp? Questo non c'era nella demo, sto fatto è buio. Oddio, a me però questo dialogo se me l'avevo già sentito. C'era il dialogo del treno, il fatto del viaggiare, ma non c'era accendi la lampada, ma ci faceva fare tutte le cosine. Ma Allora, che facciamo? Accendiamo la lampada o apriamo le tende? solo che quello ha detto seguo Detective Conan, sono fortissimo. Anche questo è vero, ce l'ha detto pure l'altro giorno. Sì, Allora, infatti. che cosa facciamo? Lampada o tende? Io accenderei la lampada, Enzo. Ok, una lampada. Dai, chattate, chattate. Amanda, non ti incazzare, stanno decidendo. Un attimo. Tenda. Non gioco qua, Enzo, non gioco qua. Ok. Non ci attaccherà. Abbiamo solo Satana che ci può venire da dietro. A posto. Tenda. No. Tu che voti, Enzo? Io dico tenda perché secondo me dietro la tenda ci può essere qualcosa.
Vai, Alan, Alistair, Katz, Ragazzi, tutti votate, godiamocelo tutti quanti insieme. Io perciò lo volevo fare in live. Proprio perché, anche perché siamo gnocchi e già al primo enigma ci siamo ribloccati su un enigma che già avevamo risolto. Anche Christian Tenda. Tenda, E allora mi sa che ok. vince la Tenda. E c'è l'opossum sotto al divano, ok. Much better. Now let's plan Che nel primo l'opossum non c'era. 3 places I want to go on my magic train today. First, I want to see the Eiffel Tower. Where can I do that? Che gioco è? Sembra fiero. Tizio, questo è Amanda di Explorer. Tizio, allora, mo ecco una delle meccaniche principali. Noi stiamo facendo questo. Stiamo vedendo una VHS, però dobbiamo scegliere noi le cose, quindi già c'è un attimino qualcosa che non va. Se noi rispondiamo correttamente, lei è felice, allegra, sorridente e giochiamo con lei. Se sbagliamo le risposte, Vogliamo si dare incazza l'esempio? a livello Sì, tizio, lo è. demoniaco. Proprio, sì, tizio, questo è... Allora, mo sbagliamo le risposte. Questo? Would be a fun place to see. But the Eiffel Tower isn't there, silly. Ah, scusa, allora è questo. Jeez, can't you figure this out? È questo? The Eiffel Tower is in Paris. Jeez. Ecco. Adesso avete visto che fa. Questo è il suo potere, quindi sta modificando letteralmente in tempo reale, ci sta dicendo, imbecille, è questo. Perché vuole che giochiamo con lei nel modo in cui vuole lei. We'll go to Paris first on the magic train. It looks like a ticket to Paris costs 2 coins. Let's see what I have in my piggy bank. What's the best way to open this piggy bank? I can pull out the plug, or I can smash it. Mi vuole ficcare la mano nel culo. Che cosa facciamo? Tap. Allora, aspetta però. Dici. Fammi vedere se c'è qualche altra cosa di cliccabile. Un'ombra strana comunque che crea lei. This is gonna be fun. Good night, Mr. Piggy. Sei arrabbiato di famenza? Non si è rotto. Tu che cazzo? Amanda, cacci pure gli oggetti, mo. Questo è un problema. Let's count them together. Allora, da notare la mano che non è proprio la mano di una bambina. 5. I have 5 5 coins. monete, ma That's 4 more dita. than enough for our first stop. We just need to take away Tizio, 2 penso che i jump scare siano più pesanti del primo e nel primo erano un bel po' belli pieni. The next place I want to go is very special because it makes me think of our friend Gretchen over there. Ok. Let's go to the Isle of Dead Dolls. Where can I find that? Dove si trova l'isola delle bambole morte? Ma quello è il martello Secondo me è dell'usato. questo, aspetta, è questo. Our next stop is Mexico City. Ok. A ticket to Mexico City on my magic train costs 3 coins. Mm. Sì, c'è quel coso là sotto. Anyway, that ticket costs 3 coins. E lei è spaventata da quel coso. Sì. What we have? È più simpatica 1, Dora l'esploratrice. 2, Sì, 3. sì, 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 sì. Oh no, that's all our coins. And I still have one more place I want to Possiamo andare da visit. nessuna parte, We Amanda. need some more money. Rapina in Facciamo mano. una rapina, What to do? I can sell one of these for some coins. Which one do you Belli sti think giocattoli, will get us belli. the most coins? Allora, quale giocattolo vendiamo? Il peluche assassino con l'occhio staccato? Il clown parente di Art il clown? O gallina con occhio radioattivo incorporato? Uzio, la mano deformata proprio. Sì, sì. Allora, che giocattolo vendiamo? Io venderei il pollo. Il clown, ok, dice Tizio. Il clown Christian. Tu dici il pollo. Pollo anche Alan la la gallina. Quindi 2 a 2. Manca qualcuno. Francesco ha detto partecipa agli enigmi. Ok.
Anche questi sono enigmi. Ma tu Vabbè, lo sai va che bene, va costa bene, poi a va un bene. certo punto, quindi. Croccopollo. Ah, guarda, si è sentito tirato in causa, guardalo. Guarda, vado Croccopollo. anche io per il pollo per gli occhi radioattivi. Dai. What's so funny, Mr. Rooster? Eh. Someone gave this to me when I was feeling really bad and scared, and it made me laugh. I hope he can go make someone else laugh. Sì. Ma così si vendono le cose. Certo. Ah, ok, non l'ho mai fatto correttamente. Wow, I got 3 Mm. coins for Mr. Basteranno. Rooster. Okay, let's Dipende tu see dove how vuoi much andare. the next destination costs. I love learning about history on my trips. No, non dire. Where can I take a tour No, and cazzo. learn about Jack the Ripper? Sì, sì. Mi sembra un posto... Dai. Allora, ma mo chi ce lo dice a questo che costa 4? Come glielo dici? Proviamo Rio de Janeiro, dai, Jack the Ripper. Allora, Vada a Rio. qui? Fun, you know this. No, non la C'è il sappiamo. ragazzo da sombra sembra Topolino, sì. Sì, Wow, you really don't know no, anything. sappiamo do niente. you? Qua? The Ripper killed at least 5 people in London in 1888. Busy guy. Va bene. We're going Il problema è to che costa, London. costa 4. Amanda, non ce li abbiamo i soldi. Ticket to London is 4 coins, Il and I problema è only che have questo si 3. incazza. I don't know where I'm going to get more non coins possiamo for my andare. trip. I might as well not even go anywhere. Ma poi ha scritto lei i Wait prezzi a cazzo. minute. Sì, ma poi sei a casa tua, tra l'altro. Now I have 4. That's Sciacca. enough for our last stop. Eccolo qua. No, go away. Get this weirdo out of here. Pussa via. To. Questo chi è? L'aveva già Wow, nominato who altre the volte. heck was that guy? Però nel Lo primo non conosco, usciva. cattivo, Non mi usciva. ricordo. No, non c'era. Good. All 4 are still there. Let's count how many we need to pay for the ticket. Ah, per farvi capire, aspettate, metto in pausa. Pausa nel primo non c'era all'inizio del gioco, si sbloccava successivamente. Vi dico, per risolvere un enigma, abbiamo notato che sul frigorifero, nella cassetta, c'era un codice. Mettendo in pausa il video e mettendo quel codice nell'oggetto, abbiamo sbloccato l'enigma. Quindi se notate qualcosa di particolare, ok? Che ci serve qualche codice, ricordiamoci che li possiamo trovare nelle cassette. 4. Oh hey, it's time to catch my train. Vabbè, li sta pagando a se stesso. Va bene, da bambini le abbiamo fatti tutti queste cose. This Wait. is fun, I guess. But I wish I really could go see the world. C'era scritto qualcosa sotto verso la fine. Allora. Questo prima non c'era. 0 di 10. Dobbiamo trovare delle monete. Anzi, là c'è un altro enigma. Alla tua destra. Il cubo. Ma questo non è ancora attivo. non interag- Allora, Ancora non- dobbiamo trovare... Sono apparse delle monete? Tomorrow. Allora, nella demo si apriva qui. Una volta completata la prima cassetta, arrivavamo qui, usciva una cosa brutta. E invece mo uppiamo. Allora, io penso che dobbiamo trovare 10 monete. Ma... Questo c'era prima. Aspetta qua tu, No, No, ok. 0 di 10. Dobbiamo fare qualcosa con la cassetta per far uscire le monete fuori. Francesco, attivati, questo è un enigma. Allora, ragazzi, monete in giro non ci sono. Ce ne servono 10. Aspetta là, porco. Allora, mettiamo la cassetta, vediamo se cambia qualcosa.
E possiamo avanzare pure alle scelte subito. Ok. Prova un posto, scrivi casa, home. Ma non so se lo devi mettere in inglese, dato che gioco in inglese. Ma scrivi casa. Magari dove prendi. No, nel primo che era in italiano, per Eh. questo ti ricordi, il primo era tradotto in italiano, anche se noi l'abbiamo giocato dopo un po'. Quindi qua dobbiamo pensare in inglese. Home. House. Oh, cazzo tu. That sounds like fun. Ok, questo potrebbe essere... Daydream about all the places I could have Oppure no? think about. Noi ce l'abbiamo, è qui dentro, France. Il porcellino salvadanaio è qui dentro. Quello che accade nelle cassette si ripercuote nella realtà. Want to go. Quindi qualcosa dobbiamo fare qua dentro per riempire il porco. Wow, it's so Accendiamo la dark in lampada here. stavolta. Sì, I open the curtain or Magari turn on the illumina lamp. qualcosa. allora adesso accendiamo la lampada. That's much better. Rifacciamo la cassetta, magari aumenta il numero in base a qualcosa. Three places I want to go on my magic train today. First, I want to see the Eiffel Tower. Where can I do that? Dici? Allora, noi dobbiamo selezionare tre luoghi. Il primo sta 2, il secondo sta 3 e l'ultimo è 4. Sì. Se io adesso sbaglio a selezionare e tipo metto 3, non è che il 3 si mette nel porcellino? That would be a fun place. Aspetta, Amanda, dobbiamo provarle tutte a sto punto perché sennò... No, Amanda, questo non ci serve. To see, but the Eiffel Tower isn't there, silly. No, e se non viaggia quella si incazza. Sai qual è il problema We'll così? go Pure to se li Paris selezioni first. tutti, alla fine sono 9 monete. Premiamo qua. Apriamolo. You're no fun. Amanda, taci. Niente. Ah, aspetta. Forse dobbiamo cliccare Oddio, no, ho capito forse che dobbiamo fare. Ah, comunque l'ha lanciata. Ok. Let's count them together. 1, 2. Pausa. Dov'è il porco? Ho ucciso il maiale, sì. Anche perché si è illuminato, pausa. Vedi, Cristiano ha detto la cosa che pensavo io. Quando Amanda le monete le posa sul tavolino alla tipa... forse Sto deve provando a cliccare là. premere, ma... Alla fine devi andare avanti. Aspetta. Proviamo? 5. I have 5 coins. That's Sì, more metti than pausa. enough for a Aspetta un attimo, c'era una scena dove lei buttava le cose di qua. Magari se le butta nella TV vanno a finire nel salvadanaio. Più 5. Dobbiamo arrivare a 10 senza arrivare a spenderle. We Dobbiamo just vendere need un to altro take away pupazzo. 2 coins. Non basta il pollo. Ma però già l'hanno a spendere, questo è un problema. Allora, il secondo era questo. Next stop, Le monete scendono? Sì. business. Ok, dobbiamo arrivare a 10 facendola viaggiare. Vendi il clown. No, sì, vendi il clown. Sì. You really think I can get coins for that old Ah. thing? Prova l'urso. You have really weird taste. No, devi vendere per forza questo. Niente. Okay, so which one No. can I sell? Non è che esce. Let's sell funny Mr. Rooster. Ha ragione. Someone gave Ha it. ragione, cazzo. Cazzo, se non c'è... Aspetta, se me lo fa togliere. E lo Sì. dovevamo togliere prima. Amanda, aspetta, Amanda. Amanda, aspetta, ti abbiamo buggerato. We're going to Allora, Bravo, li accoppiate Francesco. dopo. Quindi Bravo, io adesso Francesco. rimetto la cassetta. Bravo Francesco. Francesco. That sounds like È fun. vero. I love to daydream Oh, of. il razzo, vedi un po' a tizi. Vabbè, indifferente qua lo zio.
o luce oppure tenda. Vedi tu che cosa apri. E questo qua. We'll go to Paris first. Penso sia indifferente. Non lo You're rompiamo no questo. fun. Lo so che sono bravo. Ok, E che non fa? dobbiamo no, non dobbiamo skippare. Dobbiamo arrivare al punto dove fa vedere con la mano. Fai, Se skippiamo, gira. passa il turno. No, si mettono lo stesso. Però aspetta, tre mo quali sono cioè le tre da dove le ha prese? Non Allora, erano aspetta. 5 dal maiale. Aspetta, facciamo così. Wow, planning this trip with you is going to... Looks like someone needs to brush up on... Oh, aspetta, il secondo era questo. Our next stop is Mexico. Ok, qua sono cambiate? No, sono ancora tre. Ok, allora il consiglio che ha dato il signor Lezzo funziona. Allora, quindi, se io rimetto adesso e vendo il pollo, Funny Mr. arrivo qua. Prima di spenderli vado a vedere e siamo a 6. Io lo tolgo. Il terzo era Londra. Going to London. E quindi sono ancora 6. Ok, allora. Infatti, vedi, non devi skippare, si era già presa i 2 per Parigi. Basta non skippare, cioè non devi selezionare il luogo corretto del viaggio. Ok, qua noi non abbiamo premuto niente, ha fatto quest'altra cosa. Ok, No, he ate one of my coins. -1. Ma là si è tolto? No, sono No. ancora 6. Quindi se premi sul roditore ottieni 4 monete. Questa non l'avevamo vista. Oh, questo è un problema. Non piangere, Amanda. I wanna go on my trip. Where can I find more coins now? Mi pare, vedi il divano? Possiamo premere altri posti adesso. Aspetta, Amanda, stiamo ragionando. Qua, vedi, qua c'è una moneta. You're smart. Grazie, me l'ha suggerito Francesco. Stuff in the sofa cushions. C'era un bagarozzo. Fermo. Ma no, non sei di quelli, mi sa, così. Prova. No, ok, deve stare prima. Ok. Ora ci aiutare Amanda. No, puttana tua sorella. E ti ha inculato, così. Vaffanculo. Togli la Allora, cassetta. Oh, hey, me la fa togliere? No. it's Fai time finire to la catch cosa. my Si fa train. tutto. Fammi una cosa, guarda il salvadanaio. Si resetta. E allora niente, va fatto tutto in una botta. Ok. Allora. Ragioniamo. Senza skippare. No, no, mo ce lo vediamo tranquillamente. Allora. Ah, la parte iniziale si può skippare. Suca. Lezzo. Vai. That sounds like fun. I love to daydream about all the places I could have gone. Think about all the places we can go. Allora. Let's plan a trip. Tu ma vuoi fare il viaggio? Mettiamo qua. Tizio si è triggerato. That's much better. Now let's plan that. Allora. Un attimo pausa. Aspetta. No, al momento c'è 0 perché prima cioè selezioni il posto, dice non c'ho soldi, dove li prendo? Oh, il salvadanaio. Ok. We'll go to Paris first. E qua c'è il primo trigger delle monete. Sì. Mo' è la stessa cosa? Tu aprilo, nel dubbio. Non devo mai sapere. You're no fun. Taci. Aspetta. Si è già presi i E soldi. mo' Si è ce già ne sono presi i 3. soldi. Si è presi i soldi. Quindi se adesso lo tolgo, la metto qua e seleziono Parigi. Planning this trip with... Ah no, aspetta, il Sbagliato. primo era... No, ma abbiamo sbagliato lo stesso, così. Il primo non era Parigi? Sì, ma abbiamo sbagliato. Vabbè, hai skippato troppo in fretta, si è preso un'altra volta 2 monete dal totale. Non devi skippare. No, ne avevamo 3 quando ci ha dato il Dal salvadanaio. maiale ne escono 5. Lei si è presa Quindi le- ok. Hai skippato di nuovo. Quindi va, skippa tutto e finisci la cassetta e riparti da zero. Our
next stop is Mexico City. A ticket to Mexico City on my magic train costs 3. Ok. What's so funny, Miss? Così ne prendiamo 3. Prima Parigi, poi Rio e poi Londra. Ok, grazie Alan. E il terzo era Londra. We're going to London. A ticket to London is 4 coins, and I only E tu have non c'hai 3. monete. I don't know where I'm going to get more coins for my trip. I might as. Allora, se adesso faccio qua invece di... Vabbè, che poi alla fine, scusa, mo ce ne ha 4. Dopo il ratto ce ne ha 3 e poi comunque ne trovo un'altra dopo. He was going to take my coins. Good. All 4 are still there. Let's count how many we need to pay for the ticket to London. Ok, sono 4. 1, 2, 3, 4. E mo si sono tolte. Ok, Oh hey, it's time to catch my train. ok, a sto punto la rimettiamo. Allora, il primo soltanto si può skippare. Qua mettiamo un bel manzo. That sounds like un'altra fun. invece. I love to daydream about all the places I could have gone. Think about all the places we can go. Let's plan a trip. I've made pictures of all the places I want to go. Allora, e noi arrivati qua ci abbiamo 0. Mettiamo Parigi. But wow, Ma è it's buio so e non si può dark in mettere. here. Should I open the curtain Perché or prima siamo turn on partiti the con lamp? 5, allora si spacca così. Allora, That's much better. Now let's plan that trip. There are 3 places I want to go on my magic train today. First, I want to see the Eiffel Tower. Where can I do that? Seleziona. We'll go to Paris first on the magic train. e mo tu prendi il salvadanaio. Paris costs 2 coins. Let's see what I have in my piggy bank. What's the best way to open this piggy bank? Scassa I can pull tutto. out the plug, No, scassa tutto. or Sca rompi proprio direttamente. smash it! This is gonna be fun. Good night, Mr. Piggy. Let's count them together. Ah, mo aspetta che One. ti dà il più 5. Ok. Aspetta che esce scritto. 2, 3, 4, 5. I have 5 Ok, metti coins. là. That's more. Toglilo. Allora, mo noi dobbiamo fare un altro 5. Quali combinazioni abbiamo? Che noi adesso troppo. facciamo così Tu lascia stare. For our first Mo andiamo stop. avanti. We just need to take e away. a sto punto vabbè. E mo è questo qua. Wow, planning this No, trip aspetta, Mo dobbiamo è il andare- no, secondo. va bene, va bene. Mo dobbiamo andare al 3. isn't it? In alto il verde. Il verde. Our next stop is Ok. Mexico City. E tu perdi 3 Ticket monete. to Mexico City on my magic train costs 3 coins. Fai passare l'animazione. Um, Quello basta che passa anyway, l'animazione, that quello là in ticket basso a costs sinistra. 3 coins. So let's take those away from what we have. 1, 2, 3. Zucca. Oh no, that's all our coins. And I still have one more place I want to visit. We need some more money. What are we going Ok, to aspettiamo do? che arriviamo alla scelta del pupazzo. Ok. I Raga, can mi sell assento one un of attimo, mi these. stanno chiamando e fare un brindisi. Vai, 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 Tizio. vai, Tizione, non ti Manda preoccupare. male. Fai un brindisi anche da parte nostra. Allora, vai. For some Io coins. rivado qua Which one do you e vendo il pollo. get us Sì. the most Ma coins? appena ti dà cash ottenuti, toglilo di nuovo. What's so funny, Mr. Rooster? Someone gave this to me when I was feeling really bad and scared.
and it made me Ah, Tizio naturalmente alla goccia, cioè, mi raccomando. Guarda sullo stop, leggi. Wow, I got Pausa. 3 coins for No, Mr. aspetta, facciamolo Rister. togliere proprio. Okay, Ok. E siamo a 8. Vediamolo. Suca. let's see how much our next destination costs. I love learning about history on my trips. Where can I take a tour and learn about... Aspetta, mo deve restare. Perché mo aggiunge l'altra moneta e c'è il fatto dell'opossum. Quindi adesso deve Vabbè, restare. comunque mentre pausa quando cazzo vuoi tu. the Non è proprio questo. Allora, noi premiamo l'ontra. We're going to London! A ticket to London is 4 Mo dobbiamo superare i 10 o dobbiamo arrivare perfettamente a I 10? don't know where I'm going to get more coins for my trip. I might as well not even go anywhere. Wait a minute. I Metti have pausa. a coin in my... Metti il maiale. Poi ripreparati sullo stop. pocket. Now I have 4. That's Pausa. enough. Ora sono 9. Sì. Togli. Mo non lo rimettere perché mo se li prende per pagare. Quindi Però tienilo. aspetta, ma non usciva anche un più... No, No. che quelle là di prima non le calcolo, ok. For our last stop. Ok, da qua ne avremo un altro forse. Get this wheel. Metti pausa. I'm here. Metti il maiale. In teoria se lo buttiamo via. Ah no, aspetta. Aspetta. No, fermati. Tu mo non la aiuti. Ok, Seguimi. Non aiutandola, lui ce ne ruba uno. ok. Lei piange, ne trova un altro nel divano. Ed Quindi esce tu di mo nuovo non lo l'animazione. mettere e non l'aiutare. Aspetta Ok. che piange. Quindi Questa questo è la lo lascio a soluzione, terra. sì. Non aiutarla. Se vi trovate a 11 lasciate il maiale che dopo paga il trenino. Ok. No. Ok, aspetta che mo ti dirà tipo -1, credo. Esatto, bastardo. Aspetta. Ok, pausa. Metti il maiale. Allora, Amanda, siamo... Vai. Anche perché mo ne trova uno e fa più 1 di nuovo, quindi arriviamo giusto a 10. Esatto. E preparati sullo stop di nuovo. I want to go on my trip. Where can I find more coins now? Una la prendiamo da qua. Wow, you're smart. There's always all kinds of stuff in the sofa cushions. Metti pausa. A parte che è volata una No, no, cosa aspetta. qua... Vabbè. Il maiale c'è già, ok, a posto. Aspetta. Sei zoccola però, Più 3 però. Mo. Allora, lui va oltre. Però aspetta. Più 3. No, dobbiamo arrivare precisi a 10. Però aspetta, segui il mio ragionamento. Con più 3. Mm. Seppure lei dopo paga tutto. Ci toglie. Paga 4. Paga 4. Noi Scendiamo andiamo a a 8. E non va bene 8. Allora, vediamo se per caso si deve finire la cassetta con il maiale a più 10 monete. Ok. No, che fa direttamente -4. Ok. Oh, hey, it's time to catch my train. Mo se non succede niente dobbiamo arrivare obbligatoriamente a 10 precisi. Quindi dobbiamo capire i arrivare passaggi. alla fine? Vediamo di rifare la stessa cosa però aiutandolo. Ah, aiutandola. This is fun, I guess. But I wish I really could go see the world. Che è successo, Cree? Ora non ho più sistemi operativi ma non mi carica Windows. Oh, cazzarola. Dove l'hai detto? Ah, sopra. Allora, ma non stavi utilizzando l'altro sistema operativo? No, si reset, dobbiamo arrivare perfettamente a 10. Aspetta allora. Forse allora una volta ce li dobbiamo far scalare, così. Forse ce li dobbiamo I far due, scalare. allora, noi abbiamo fatto 12. Se rifacciamo tutto facendoci togliere i 2 del primo viaggio è fatto. Ce la facciamo? Sì, E sì. allora ok. Però rompiamo sempre il maiale. Allora,
Come è esploso? Che cosa è esploso? Ti è esploso il computer? Ma che stai dicendo? Ma aspetta, se vuoi un attimo, Aspetta un attimo. No, è esploso in in senso figurativo o in senso proprio meccanico movimentale? Perché sarebbe un attimo... Si è fatto boom. Cri, dacci un segnale Prego, dici che non sei esploso anche tu col PC. che Vince, aiuto, è esploso. Momento. Forse sta scrivendo un messaggio lungo. Allora, aspetta. Mi metto spalle qua che se esce qualcosa. Praticamente parte l'installazione di Windows, ma poi riparte da capo occupando memoria. E che cazzarole combina? Scusa, l'ultima operazione che hai fatto con l'altro sistema operativo, qual è? Qua ti conviene proprio installazione da BIOS, cancelli la partizione e gliela rifai da zero, però perdi tutto. Sei entrato nel loop, è finita. Cosa stavi facendo prima che succedesse tutto questo? Che tu hai detto sto utilizzando l'altro. Hi, friends. I'm Amanda. Allora, questo si può skippare. Wait. Oh. Love to daydream about all the Perché places. stavo scrivendo il nome del padre. All the places we can go. Ok, e John Segreto abbiamo trovato. Let's plan a trip. I've made pictures of all the places I want to go. Sì, Sir, è l'unica cosa che può effettivamente fare, perché si è compromesso proprio il boot manager. È un cazzo di guaio adesso. Should I open the curtain or turn on the lamp? Allora, facciamo lampedina. Come l'hai fatta la pennetta? Much better. Now let's plan that trip. There are 3 places I want to Che go. di solito quando devo formattare la faccio con Rufus, prendo il file ufficiale di Windows 11 e non mi è mai capitato sto problema. Prendo, entro da BIOS e cancello la formattazione, cancello tutto e gliene faccio una nuova. We'll go to Paris first on the magic train. It looks like a ticket to Paris. Che strano che se proprio cancelli. È strano proprio se cancelli proprio la partizione e ne fai ripartire una. Se continua ad andare in loop. Francesco, tu che ne capisci un pochino anche di più, ti trovi col ragionamento che sto facendo? Tanto qua mo adesso Qua è giusto. gli facciamo prendere le due e rifacciamo gli stessi passaggi di prima. Sì. Ok. Let's count them together. E ne abbiamo 5. 2, 3, 4, 5. I have 5 coins. That's more E fino a qua ci troviamo. than enough for Ok. our first stop. We just need to take away 2 coins. Can you count them? Ok. The Metti next pausa. E siamo a 3. Toglilo. Mo lo togliamo. place I want to go is very special because it makes me think of our friend Gretchen over there. Ciao Gretchen. Let's go to the Isle of Dead Dolls. Where can I Ti find that? seleziono. Sì. Our next stop is Mexico E fine City. qua, tutto a A posto. ticket to Mexico Mo City dobbiamo vendere on il my giocattolo. magic Ok, train passa il costs 3, 2 passa il meno 3 e possiamo pure rimetterlo sopra a sto punto. Anyway, that ticket costs 3 coins, so let's take those away from what we have. 1, Sì, 2, prendi. 3. Aspetta, ci provo a Oh no, that's all our coins. Cambia proprio la scena. Still have one more place I want to visit. We need some more money. What are we going to do? Ok. Ti riprendo, Ah, porco. Cazzo di me. Pupazzo porco. I can sell one of these. Segna BIOS con la chiavetta per installare, ma continua a chiedermi la configurazione dopo che arriva. Get us No, è l'ultimo punto che hai fatto tutto come faccio sempre io. Let's sell funny Però non... mixer.
gave this to me when I was feeling Prova a reimpostare il BIOS ai valori di default, a meno che non gli hai fatto qualche cambio tu specifico per farti funzionare al meglio il PC. Magari si è mosso qualcosa, è successo qualcosa, sai quelle cose magiche che fanno i computer? Mr. Rooster. Metti qua. Okay, let's E ne abbiamo 6. No, aspetta però. Tu mo qua ne hai 3. Comunque Sì. non ci possiamo andare ancora al prossimo step, ti trovi? Perché il prossimo ne vuole 4. Ok. Il prossimo ne vuole 4. E fa le due... Giamma, noi dobbiamo fare Lo gli possiamo stessi... lasciare? Allora, noi mo adesso lo dobbiamo... prima come abbiamo fatto? Dobbiamo fare la stessa identica cosa. Aspettate, ma ricordate un attimo. Allora, lei mo si mette a piangere perché non c'ha la moneta. Dove ne posso trovare altre? No, mo viene l'attacco del coso. Aspetta, e fa -1. Dobbiamo toglierlo. Vabbè, teniamolo. station costs. I love learning about history on my trips. Where Questo can I stavo take a trovando, tour and learn about Jack the Ripper? No, no, vabbè. Prova... Allora, pensa se in una scala da 1 a 10, 1 è una sciocchezza, 10 è morto l'hard disk. Può succedere, sono cose meccaniche. Può capitare, ma teniamo quella considerazione proprio alla fine. Allora, rimposta il BIOS ai valori di default. Fai stare spento un attimo il computer, 5 minuti, fallo riposare un attimo. Cos'è un fisso o un portatile? Se è un fisso, staccalo proprio, fagli pure un controllino dentro, vedi se c'è tutto a posto, se sai dare un occhio, se no lascialo stare un pochettino spento. Non riesci a spegnerlo? È un portatile. Neanche staccando... No, non penso sia un modello a batteria. Neanche se tieni premuto il pulsante dell'alimentazione per un bel po'? We're going to London! No, è strano che non si spegne proprio, Cri. Is 4 coins, and I only have 3. Allora, io fossi in te, se ce l'hai in garanzia, io un controllino glielo farei fare, Will not even go anywhere. Wait a minute. Mo si trova la moneta in tasca, aspetta, +1. Ma quando siamo? 6? Allora, mo gli step sono +1, Più 3 da mezzo al divano. però fa un meno quando l'opossum si prende la moneta. Quello che abbiamo fatto Noi prima. dobbiamo Ragazzi, la moneta qua prima l'abbiamo presa? Sì, sì, l'abbiamo presa. Vi ricordate se qui l'abbiamo presa quando si trova la piccola bisbetica? E se è un modello a cui si può staccare la batteria? Però comunque non è normale, Crista, situazione, eh. 7, una 8. Sì, perché noi prima stavamo a 8 e abbiamo fatto +1, 9. Abbiamo detto ce ne manca uno soltanto. Coin in my pocket. Now I have 4. That's enough for our last stop. Ok. Mo tu vieni. No, go away. Ti tolgo perché tu ti rubi una moneta. E non dovevo darti una mano, giusto? Però se mo metti pausa prima che te la foto. No, no, già l'ho tolto, già l'ho tolto. Già l'ho tolto. Ok. Ora tu fai il -1. He ate one of my coins. Ok. Sì, mandami una foto. Mandami una foto. Ma lo dobbiamo rimettere per le ultime 3 monete. I wanna go on my trip. Where can I find more coins now? Allora, aspetta, Amanda. Aspetta, bimba. Aspetta un momento. E allora... Allora, qui... Wow, you're smart. There's always all kinds of stuff in the sofa cushions. Fa una cosa qui, c'è una specie di insetto che salta. Ok, via.
Non lo rimettere più. Non lo rimettere. No, toglilo, toglilo. No, aspetta, e mo noi un punto l'abbiamo trovato. Mo che cazzo dobbiamo fare di sto coso? Tu tienilo a 10. Toglilo da qua, Lozzi, toglilo, Lo toglilo. tolgo? Eh sì, se no ti ruba le monete. Toglilo da Ah già, è vero, c'era il qua. passaggio questo qua. Hey, it's time to catch E mo glielo rimetto. Secondo me deve finire il video con 10 cose No, qui aspetta, sopra. no, Già l'ha pagate. no, tu non stai pagando. Lei te le toglie, ma tu te le tieni in mano. Tu poi devi apposare tutte quante là. Se poi ti calcola o meno qualcosa quando va al banco. Allora, aspetta. Ok, dove me l'hai mandata? Ok. Ora ti diverti che ci sono le monete? This is fun, Instagram, I guess. But I wish I really could go see the world. Ecco qua. Enzo? Che ha tirato? Enzo? Si è rotto porcello. Buonanotte. Ecco, appunto. Allora, aspetta, fammi vedere un attimo la foto di Cree. Allora. Che cazzo è sta cosa? Cree, allora ti sto scrivendo il mio numero personale. Mandamela tramite WhatsApp così posso pure zoomarla e vederla un attimino meglio. Io sta prova la farei pure. Riprova a fare la pennetta con... Un attimo che c'è una notifica da Twitch. Questo è il baby di Fabio, qua. Aspetta. Aspetta un momento. Ecco, appunto, lo sapevo. A posto. Buonasera Fabio. Una prova col Windows 10 pure la farei, eh. Allora, Gianmarco, cassettina nuova. E riusciamo anche a vedercela prima di passare al dolce. Allora, cassettina buonanotte. Wow, porte di Satana. I'm Amanda. Yeah, it's late. Time to get ready for bed. I guess I'll get ready by myself. Hey, wait. You can help me. Certo. Before I can go to bed, I need to put away my toys. My dad told me once that it's always nice to completamente start torto in da the me. morning. Ok. Let's see how many toys we have to put away. Ecco qua. Can you count them? Per non è inquietante. No, ma- no. Quanti pupazzi ci... Allora, uno. No, mettere a posto. Mo è oscurato, non ho visto. 4. 4 litri. Four. Quelle che sono a terra. Vai. 4. Which toy should I put Sono un away first? mostro. Amanda... Ragazzi, che posiamo per prima? Qua ci sarà un ordine. Ma quello di sicuro. Come funziona? Allora, Amanda, non fare jumpscare, perché già abbiamo capito che in alcune sequenze puoi premere all'improvviso qualcosa. No, il problema è che più che un problema di droga è un problema proprio di demoni. Ecco. Mi ha vibrato il telefono in mano mentre faceva quel suono. Oggi questo è un Tetris. No, che è un Tetris? Questo è Trissenso. Che senso è un tris? Questo è Trissenso. La risoluzione dell'enigma qua è un Tris. Facci caso. Questo pupazzo qua, braccia e gambe, è una X. Altro oggetto generico, il cerchio. Le girandole sono X. Quel coso là è una X. Ok, ottimo, ottimo. E tu a terra c'hai un pupazzo, braccia e gambe aperte che è un'altra X, la X come cubo e 2 cerchi. Allora, Crit, ti dico la verità, io sta schermata così, pure quando formatto, sinceramente non l'ho mai vista. Allora, prendi proprio i file ufficiali Windows, scaricali stesso da Rufus. Allora, sì,
Mo però ragioniamo su un'altra cosa. Tu c'hai 4 oggetti, ma i posti sono 3 liberi. Ora segreti. dobbiamo capire però, in base a quando premiamo l'oggetto, lei dove lo mette per primo? O ci fa selezionare dove Solo metterli? mo. Madonna Gianmarco, ma quanto cazzo sei forte e meriteresti l'estinzione come premio? No, no, guarda, minchia, Vedi che fa ha morire. buttato il però. pezzo Gianmarco stasera, eh. Allora, il cubo va sugli altri cubi, Allora, sicuro. facciamo così. Io premo sul cubo. Dove lo metti? Ok, lo mette semplicemente a 1, 2, posto. 3 coins to go. Let's put away another one. Quindi tu, mo, come devi vincere? Coi cerchi o con le X? Allora, noi facciamolo una volta, vediamo che cosa succede. Boing. Che poi noi ci siamo trovati. Ah no, aspetta, così. We're on La a palla non roll. mi sembra. Which toy should I put away Vediamo una volta finito che cosa Se ne fa. mancano altri. next? Time for bed, Mr. Frog. L'opossum si è fottuto la cosa, sì. One more to go. Let's do it. We Lo better metto al put him in his centro. home before Sì, vabbè, quelli lì, Mother i posti sono sees quelli. Ma us. dobbiamo vedere una volta finita la cassetta che cosa cambia That was a effettivamente. lot of work. Now I'm all set to get ready for bed. What should I do first? Brush my teeth or Allora, per la lore di Amanda, tutti gli oggetti e tutte le cose che hanno occhi sono altri bambini molto probabilmente che sono stati trascinati all'interno di sta cosa e fanno parte di questa bellissima serie animata. Che cosa ci laviamo per prima cosa? Palle. Palle che giustamente. Is that really how you get ready for bed? Sì, Get serious. veramente. No, ma palle. Lavaggio Tutto. palle. Listen, I'm just gonna go ahead and wash my face. No, vuole proprio la aspettare. Ok. Okay, which washcloth do you think I should use? Allora, quale prendiamo? Ma pure qua. Allora, 3 colori. Rosa, rossa o blu? Allora, tu quale scegli? Io rosa. La Ok. bimba magari le piace. Ragazzi dalla chat. Che pure io sarei tentato dal rosa. Rosa in quanto gay, no? Che c'entra? Cosa c'entra? Rosa. Tutti su rosa. Nice choice. I love lavender. Va bene, bimba Amanda. Now, will you help me find the toothpaste? Is it in the medicine cabinet, bathtub, or the toilet? Allora, io dovrei premere qua. Però voglio premere prima su Francesco. Ah, volevo dire sul gabinetto. No, mi sono confuso, mi sono confuso. Aia. I don't think it's Vedi, in forse l'hai there. fatto cadere là dentro, eh. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. You get in here. Oh, even I Azzingine. can't go away. A little help Aia. here, please. Allora, ti aiuto perché è la prima volta. That freak tried to eat my toothpaste. Tocca di Ugh. soffrire. No, mi sono confuso, Franci, capita. Oh, I guess I'm all done in here. Time to put on my PJs and hit the sack. Giusto, gli amici si vedono nel momento del bisogno. Certo. Eh? Which PJs should I wear tonight? Ma quante Allora. volte Allora, vabbè, la prima visione si fa sempre, dai, così alla Katsum. Quello, Fragolina. fragolina. Così Siamo tutti d'accordo, no? fanno fragola e cioccolato. Va bene. Buona. Fragole? Andiamo tutti su fragole? Panne, champagne. Voi votate, se la maggioranza... Io sì sono per la fragola. Mi piace la fragola. Voi sono banana tre. Nuvola triste. Come la Io solita. stavo per dire, Francesco mi ricorda la faccina sorridente.
Quindi una nuvola triste. Tu Enzo, faccina sorridente. No, io faccina sorridente. Dai, ragazzi, sbloccate questa parità. Allora, fragola. Grande Alan, un fratello. Ok, va bene. Ecco, vai a dormire, Amanda. It gets awfully lonely in here at night. E stai solo tu che è meglio. Think about what's Oh, ho visto denti. Era una persona to proprio. think about. I'm not even sure what's real. But I guess we all get a little scared at night, right? What are you afraid of? Amanda, tu mi hai offerto un assist incredibile. You. No. No. Wow, that sounds Mamma, really fa proprio paura. Ma che stai scherzando? Have to think about it now, alright? No, è meglio che non ci pensi. Stiamo Thinking parlando. about something you're afraid of can give you nightmares. Quella sta qua a especially when fianco. there's no one around to help you think about nice thoughts. I Ecco. try to be a big girl and sleep with the lights off, but it makes me feel so. Ma tu è meglio che se avevi il compagnuccio pecorello l'hai I ammazzato. turn up the lamp and be a big girl, or maybe you can find me a nightlight. Please hurry back soon. Enzo? Enzo, ma si è messo in pausa. Amanda, Dolly, are you still out there keeping watch? ok, allora c'è dello strano proprio in Gran Bretagna. Ok. Okay. No, no, Enzo. E allora, che cazzo? Sì, è uscito sto coso qua. Perché ora sta qua? Forse a fine cassetta lo possiamo usare per bene? No? Cazzo. Questo si può Mamma fare. di Pompei. No. Mamma di Pompei. Mamma di Pompei. Ok, va bene, va bene. Allora, noi finiamo la cassetta così. Posso avere? C'è qualcosa che possiamo fare al buio? Oh, Amanda, sei bello pieno. Cosa pensi tu? Al sangue e alle budella. No. Amanda, io ho fatto un attimo paura. Tacci tua. Allora. Bene. Questa cassetta c'è molto da fare. Proprio io. Innanzitutto qua. Allora, Questo è il questo dobbiamo capire la situazione qua del primo. E sono ci un siamo. fenomeno. Questo Sono qui in base a che cosa può essere? a quello che ci siamo messi prima, mi sa, lo zio. Forse dobbiamo fare le Gli figure outfit di uguali. prima. Mm. Questo che senso ha? Noi un fiorellino l'abbiamo visto di là. Poi c'è qui. Ah, lo zio devi collocare... Aspetta, no, ci stiamo uccidendo il cervello inutilmente. Questo è un enigma multicassetta. Il primo indizio che se ti ricordi nel primo, in base a come completavi comunque una cassetta e poi c'era l'enigma grosso, quello là nascosto con i vari pezzi che ci siamo presi nelle varie cassette. Questo è questo qua. Quindi mo dobbiamo capire quella cosa che hai capito tu. Dobbiamo vedere come metterla qui dentro. E dobbiamo comunque finire la cassetta perché credo ci sia da andare a recuperare una torcina da qualche altre parte cose, sì. mentre è tutto buio. Allora, sono le 23:11, abbiamo terminato la cassetta. Noi stacchiamo la live così rimonto un attimino il tutto. Tempo 5 minuti e... Però. Che cosa? Christian, è vero, Christian. avvertilo, salutiamolo perché Christian Innanzitutto ti salutiamo e tienimi aggiornato pure domani per il fatto del computer o dopo mandandomi un messaggio. Allontanati dalla live, proprio. È brutto, Attenzione.
Ti fa male, Cristian, ti intossichi. Attenzione. Non vedere. Poi, se qualcun altro vuole restare, tranquillamente. Vabbè. Alan, pure tu, se ti vuoi godere Alan Wake e Control che abbiamo fatto ieri, evita. Evita. Se non sai niente, sì, è un peccato. Quindi, tienimi aggiornato tramite e non ti accostare alla live che ti arriva un cazzotto in testa. Sempre con affetto. Allora, noi stacchiamo e ci vediamo a tra poco. Alan, stiamo arrivando. Tu ti Non senti? per Christian, però. Ecco. Ciao Cristian. Aspetta. Così. Pad PlayStation. Webcam giustamente bloccata. Perché devo vedere come cazzo mettere sto filo bene. Si rompe the collions. Ok. Qui vedere ma no su play perché